Stavolta una vittoria che accontenta tutti i reparti, perché il Cagliari che è riuscito a vincere 2-0 contro la Samp è un Cagliari che ha saputo difendere nel corso del primo tempo, e quindi se c'è la soddisfazione per aver rivisto la squadra attaccare nel secondo tempo con l'ingresso di Sottile, con la Sampdoria in meno, con tantissime occasioni e con solo 2 trasformate, magari su questo ci sarebbe da discutere, c'è comunque il primo tempo con il suo 0-0, con la capacità del Cagliari di chiudere gli spazi, con i raddoppi che sono stati costanti, con l'aggressività che si è vista all'interno del centrocampo e nella linea di difesa. Ecco, c'è lo 0-0 che è sicuramente l'altra parte di questa luna piena che il Cagliari ha colto nel match di oggi. Un Cagliari che porta a casa 3 punti, ma li porta a casa facendo vedere che ci sono dei progressi, qualche mossa tattica da parte del tecnico di Francesco, non moltissime, ma spostare magari i tasselli giusti al posto giusto. Quest'oggi lo ha fatto con Rog spedito nella linea di tre quarti, largo a sinistra, e con Nandez impiegato nella mediana a cercare di fare gioco insieme a Marin. Cos'è cambiato, direte voi? È cambiato che quando il Cagliari non era in possesso palla, Rog diventava un centrocampista aggiunto, quindi diventava il terzo centrocampista a sinistra e poteva aiutare Lico Yannis nel suo gioco, cosa che Nandez poteva fare invece nel settore di destra con Zappa. Insomma, un Cagliari più equilibrato. La parola equilibrio è una parola che ricorre nei discorsi del tecnico, e quest'oggi con lo spostamento di pochi giocatori abbiamo visto una squadra più equilibrata, una squadra capace di aiutarsi, una squadra capace di ridurre le distanze tra i reparti e soprattutto di raddoppiare sistematicamente la marcatura sui portatori di palla, di andare anche con aggressività a cercare di ridurre gli spazi e di non far partire l'avversario. Contro la Sampdoria, che non è affatto una cattiva squadra, ha fatto praticamente la stessa cosa del Cagliari specularmente, e lo ha fatto molto bene. Tutto il primo tempo poteva concludersi con uno 0-0 che riassumeva sommariamente questi due aspetti, cioè la capacità di tutte e due le squadre di difendersi e di negare il gioco agli avversari. Poi invece l'episodio che molte volte ti scombina tutto, lo ha fatto anche stavolta. Augello che dà una palla indietro, la colpisce male, e da lì il fallo da espulsione che porta il Cagliari a giocare con l'uomo in più. La manna dal cielo per la squadra rossoblù, perché nel secondo tempo puoi giocare d'attacco, come nello spirito, come nel DNA di questa squadra e nello spirito del suo tecnico. Con l'ingresso di Sottile al posto di Marin abbiamo visto un Cagliari che non ha disdegnato mai il tentativo d'attacco, che ha sbloccato immediatamente la situazione grazie al suo momentaneo re dell'attacco, e cioè João Pedro, capace di suggerire e di realizzare anche con rigore che si è conquistato e con rigore che ha trasformato. E poi le sgroppate di Sottile, un po' troppo egoista, e su questo bisogna lavorare. Non è la Fiorentina, il modello non è Chiesa, bisogna giocare per la squadra, e quando non hai la possibilità di tirare tu in porta la devi cedere ai compagni di squadra che corrono con te e si sbattono con te. Però comunque sia una bella prova, una prova che ha dimostrato anche la forza, la prospettiva della squadra, sia per quella che può essere la crescita in fase di difesa, sia la crescita in fase d'attacco. Un 2-0 convincente, un 2-0 che, come abbiamo detto, ha due facce diverse, un 2-0 che manda tutti a riposo, con l'obiettivo di migliorare ancora, con l'obiettivo che quando si riprenderà il campionato non ci sarà la Sampdoria, ma ci sarà una squadra più forte, niente meno che la Juventus a Torino. Quindi tutto quello che è venuto va colto pienamente, un 2-0 significativo, i 3 punti per la classifica, i benefici di quella che è la cura di Francesco, ma anche l'idea costante che bisogna sempre crescere.